Andrea Paravano, facciamo il bilancio per quanto riguarda questa prima edizione di Bianco di Sera a Cormons. Insomma, abbiamo visto, al di là del tempo che ha fatto un po' le bizze, però la gente ha risposto, questa è la cosa importante. Sì, è stato un grande successo, essendo anche la prima manifestazione del genere che viene svolta a Cormons, ma anche nell'Isontino. Non ci aspettavamo una risposta da parte del pubblico così importante, anche 600 persone non ce la saremmo mai aspettato di avere. Devo rimarcare anche il grosso impegno che hanno avuto gli avventori a portarsi tavoli, sedie, a imbandire le tavole nel modo in cui sono state imbandite, con fiori, con argenteria. Ho visto di quelle cose incredibili, le signore addobbate, vestite di tutto punto, con gioielli, tutto in bianco. È stata una cosa veramente bella, molto toccante. Ecco, va detto che finalmente Cormons, tra parentesi, si sveglia da un certo torpore, no? Beh, sì, stiamo cercando, io assieme a tutto al mio gruppo, a tutto il mio consiglio direttivo, stiamo cercando di dare un'impronta nuova alla vita sociale di Cormons. Nel nostro piccolo, ovviamente, non è che ci assumiamo responsabilità grosse. Abbiamo ideato questa serie di manifestazioni che si sono svolte durante tutto il mese di luglio, nei 3 venerdì precedenti ed il sabato della cena in bianco, per cercare di riportare la gente a frequentare questo bellissimo paese, e la risposta è stata molto molto positiva. Ecco, poi va detto, insomma, lei ha sottolineato una cosa importante, riportare insomma il paese a una certa vita, ma soprattutto la location che si sposa a fagiolo, come viene da dire. Sì, Cormons è bellissimo, come paesetto. Posso dire, io non sono di Cormons, ma posso dire che probabilmente è il più bel paese di questa parte Non a caso è la capitale del Collio, è una capitale. dove il vino e la cultura si sposano. Sì, ecco, anche sabato sera c'erano dei vini veramente importanti sulle tavole. Poi va detto anche che in contemporanea si stava svolgendo la 2 giorni della convention dei friulani nel mondo, ancora un ulteriore tassello di cultura e di radici storiche. Sì, io spero che tutte queste manifestazioni e tutta questa attività che si sta facendo con grossissimo impegno di investimenti e soprattutto di tempo non svanisca nel nulla, ma sia portato avanti anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Bisogna riabituare, come dicevo prima, pian piano la gente a rifrequentare questi luoghi che sono bellissimi, ed è un peccato che vengano trascurati in questo modo. Sì, la domanda nasce spontanea, cosa bolle in pentola a breve? Beh, ci sarà certamente la partecipazione di Cormons, della nostra associazione, alla festa dell'uva, con uno stand dove proporremo i prodotti del territorio. In questo caso, dato che è la festa dell'uva, il vino, con delle iniziative mirate e di livello. Senta, centri commerciali naturali, oggi come oggi, che significato hanno? Beh, diciamo che dopo la grande miopia che ha avuto la politica in genere, permettendo questa crescita indiscriminata dei centri commerciali in tutta la regione, finalmente si sono accorti che forse non era la strada giusta da seguire, anche perché quello che sta succedendo in giro per il mondo è un'inversione di tendenza, cioè si sta abbandonando il centro commerciale tradizionale per tornare al centro commerciale di vicinato, di cittadino, insomma. E sono delle iniziative molto, molto belle che sta facendo la regione, ci sta dando la possibilità di riportare la gente, far capire alla gente che in fondo il centro città sarà sempre meglio e più vivibile di un centro commerciale impersonale. Insomma, non a caso Cuor Mons. Cuor Mons è stata un'idea bellissima, perché diciamo coniuga il nostro amore per il lavoro con l'amore per la vita sociale, la vita di città. Ecco, io volevo solo ringraziare veramente di cuore tutti i membri del consiglio direttivo che si sono prestati
e hanno prestato la loro opera per la realizzazione di questi eventi. Voglio ringraziare l'ASCOM che ci ha messo a disposizione una segreteria fantastica. E voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha supportato in queste manifestazioni attivamente, e i produttori di Courmons che ci hanno fornito dei prodotti di varia natura per i premi che abbiamo distribuito la sera della cena in bianco. Basta, grazie anche a tutti quelli che sono intervenuti, speriamo il prossimo anno di poterla riproporre e di essere ancora di più.